Ecco, a questo punto io vorrei che anche Benini, l'amico Benini di EDF-MAR, ci desse una delucidazione in merito all'altra nutrizione che abbiamo usato. Questo sta a dire 270 kg in fase di accestimento di Azo Super Trio TS, azoto zolfo, e l'abbiamo ripetuto a 300 kg in levata, che è quello che ci dà lo spunto per avere un grano di questo genere. Prego Benini. Buongiorno a tutti, io sono Benini Francesco, rappresentante EDF Man Almagra, e intanto ci tenevo a ringraziare appunto Filippo Roberto per l'ospitalità e la possibilità di aver fatto eseguito questa prova. E come dicevamo, Azo Super Trio appunto è un concime liquido su base azotata, e il vantaggio appunto che essendo liquido è più facilmente assimilabile dalle piante, e la percentuale di zolfo ci aiuta appunto per quanto riguarda il discorso proteico all'interno della pianta. C'è la possibilità di inibire il prodotto con un lento rilascio, di conseguenza renderlo più duraturo nel tempo, e il vantaggio qual è? Che al contrario di un granulare che ha bisogno comunque di una pioggia per sciogliersi e agire sulla radice della pianta, il liquido è prontamente assimilabile, come dicevamo prima.